La Bielorussia è ormai l'ultima dittatura rimasta in Europa. Sono migliaia i prigionieri politici dopo le elezioni farsa del 2020. Sono centinaia di migliaia coloro che sono dovuti scappare dalla loro terra e sono esuli nel resto d'Europa. Per questo noi stiamo appoggiando la lotta dei democratici bielorussi per ottenere anche nel loro paese la democrazia come la maggioranza del popolo bielorusso chiede. E per questo abbiamo voluto promuovere questo progetto di ospitalità per una ventina di bambini, 22 sono i bambini figli o fratelli di prigionieri politici che sono a Venezia, al Lido, per 3 settimane insieme con i loro genitori. È un atto di solidarietà concreta per ragazzini che vanno dai 2 ai 15 anni, che hanno vissuto perquisizioni in casa, che hanno visto i loro genitori portati via dalla polizia e che vivono una situazione ancora molto difficile. Ci sembra doveroso dare una mano a questo popolo che vuole emanciparsi e raggiungere la libertà.